Si sblocca la situazione di stallo che rischiava di paralizzare il settore della formazione professionale in Sicilia e sfociata nella protesta degli operatori del settore. La soluzione alla vicenda è arrivata con la trasmissione del piano della formazione professionale per il 2012 al controllo della Corte dei Conti, atto conclusivo, ha dichiarato l'assessore per l'istruzione e la formazione professionale Mario Centorrino, di una complessa procedura istruttoria condotta in tempi brevi, resi possibili dall'impegno del personale dell'assessorato. Verso la soluzione dunque alla vicenda legata al cofinanziamento regionale della spesa dei fondi europei nel settore della formazione professionale, una situazione che aveva provocato le proteste degli enti gestori dei corsi e della CISL guidata da Maurizio Barnava, che ha organizzato ieri proteste sotto gli uffici provinciali del lavoro di Catania e Caltanissetta e un sit-in sotto l'assessorato regionale a Palermo. Ad Agrigento invece una delegazione di lavoratori guidati dal segretario generale della CISL Scuola Fanara e dal coordinatore provinciale della formazione professionale Russello è stata ricevuta dalla direttrice dell'ufficio provinciale del lavoro Angela Ferrante, cui è stato consegnato un volantino nel quale sono esplicitati i motivi della protesta e le richieste rivolte al governo regionale, prima tra tutte l'immediato avvio delle attività formative.